anche delle risorse importanti, 200.000 euro, finché si comprino attrezzature per migliorare appunto i controlli soprattutto ambientali, ma non solo, penso anche a quelli sulla sicurezza, sulla criminalità e quant'altro. Firmato il protocollo d'intesa fra Regione e la direzione marittima del Friuli Venezia Giulia per una più ampia sinergia nell'ambito dei controlli ambientali, un accordo che segue altri stipulati con tutte le forze di polizia. E quindi mettiamo in rete tutte le sinergie del pubblico, quindi ARPA, Regione e Capitaneria di Porto, ai fini di ottimizzare i controlli, ma soprattutto anche di ridurre le spese, evitare di duplicare i controlli. Quindi questo è l'obiettivo, che l'obiettivo principale però è quello della salvaguardia del mare, quindi quello sarà il faro che condurrà questo tipo di accordo. Affinché le forze in campo possano distribuirsi equamente ed evitare che poi si vada sempre a perseguire sempre le stesse persone. Noi interveniamo nei controlli anche e soprattutto perché ci sono delle aree di cantiere molto sensibili, sappiamo che in regione il diporto nautico è molto sviluppato, per cui siamo dovuti già intervenire per reprimere alcuni abusi, alcuni crimini ambientali in determinate zone che venivano frequentate per la manutenzione delle imbarcazioni. Ecco, si parte da questo minimo, magari andando a controllare i depuratori, a controllare dei siti che poi sono anche di interesse nazionale per scongiurare potenziali pericoli al nostro mare.